Signori, buongiorno, signori e signore, scusate, anzi prima signore e poi signori, sono la mia ex insegnante Carla Neri, sicuramente si potrebbe arrabbiare. Allora è arrivato il comunicatino dell'amministrazione sul primo giorno di ZTL. Beh, ci sono, diciamo, io direi un po' di cose positive, nel senso che finalmente dopo 3 anni è entrata in funzione e diciamo, l'abbiamo detto tante volte, che se si fosse se quando l'amministrazione Almenau si era insediata avesse iniziato subito, probabilmente tanti passaggi ce li saremmo risparmiati. Inoltre, se il sindaco, visto che si è insediato 3 anni fa, avesse subito attivato le procedure per preparare questo benedetto piano urbano del traffico, molto probabilmente a quest'ora la si poteva utilizzare in maniera diversa e sarebbe stata di più facile gestione sia per SST e sia per gli utenti. Detto questo, che l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, e nel comunicato dice che appunto ci sono state nel primo giorno di ZTL 239 vetture non in regola che sono passate per i varchi. 239 per 83 euro fa 19.837 euro. Il fatto è che probabilmente qualcuno di questi ancora non ha capito che prende la multa, e quindi, siccome nel stesso comunicato dice che ci vorranno non prima di 20 giorni perché prima vengono recapitate a casa le sanzioni, e quindi è facile che qualcuno di questi che ha preso la multa ne prenderà molte altre. Purtroppo questo è il passaggio, però c'è da dire che già in questi giorni si è vista già un modo di operare diverso e c'è sicuramente più ordine rispetto a tempo prima. Questo non vuol dire che il sottoscritto è assolutamente favorevole alla ZTL, e andava gestita, e siccome i parcheggi non si potranno fare in tempo breve, si poteva fare in un altro modo che abbiamo spiegato. L'ha spiegato bene, vi metto nel link in descrizione l'intervento dell'ex capo della polizia locale, il dottor Michele Tiozzo. Ecco, per continuare quello che dice il comunicato, nel frattempo l'amministrazione è al lavoro per valutare il recepimento di alcune istanze emerse durante gli incontri con la cittadinanza di settimana scorsa. In particolare da parte dei commercianti con attività di centro storico erano arrivate le richieste di una modifica dell'orario estivo della ZTL, facendo partire l'attivazione dei varchi dal 1 maggio fino al 30 settembre con un orario termine anticipato alle ore 01 anziché le 04. Per gli restanti mesi fino alle 20 rimane invariata l'attivazione alle ore 11 dei giorni feriali fino alle ore 9 i giorni festivi e le domeniche. L'amministrazione, conclude il sindaco, l'amministrazione sta accogliendo le istanze accoglibili che verranno tradotte in una delibera di giunta che andrà a modificare e integrare le attuali regole. Stiamo recuperando le istanze, conclude il sindaco, e restiamo aperti alle valutazioni di cittadini e categorie economiche. D'altro canto non è possibile continuare a cambiare le regole di attivazione, altrimenti diventa ingestibile. Un primo bilancio lo faremo tra qualche mese. Con l'anno nuovo adesso dobbiamo tutti fare un piccolo sforzo per adeguarci. Anche noi di Chioggia Azzurra abbiamo ricevuto anche oggi persone che non sapevano ancora, per esempio, se le moto potevano entrare o non potevano entrare. Vi mettiamo anche il link in descrizione delle 2 serate che sono state fatte appunto per spiegare la ZTL, tra cui quella in cui l'assessore Maria Rosa diceva che in 12 mesi il sindaco cambierà l'amministrazione e sposterà il mercato ittico all'ingrosso. In 3 anni non ha fatto il piano urbano del traffico, però in 12 mesi sposterà il mercato ittico all'ingrosso. Sono 18 i comuni che fanno parte del G20 Spiagge, coordinati da Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti. Da soli attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze complessive in Italia per il turismo. Ora per loro si sta ragionando sullo status di comunità marinare. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, essa riveste un importante gettito per il finanziamento delle attività a sostegno del turismo e dei servizi urbani. Andrebbe revisionata, si tratta di un introito fondamentale per sostenere gli investimenti nei settori che sono chiave per l'economia di questi specifici comuni e che potrebbero aprirsi in un ventaglio maggiore, includendo altri settori strategici quali la sicurezza, la pulizia e i servizi. Ma chi dovrebbe riscuotere tale imposta se non saranno più le strutture ricettive? Togliere il compito della riscossione alle strutture ricettive potrebbe far aumentare il rischio di evasione con pesanti conseguenze per le casse comunali.
Lo afferma il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, ma anche il network, che conferma comunque la propria disponibilità per collaborare attivamente con il governo con il fine di promuovere il settore turistico migliorando i servizi offerti a residenti e ospiti. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Parole che ha detto Assessore sono state grazie, una serie di grazie. Sì, grazie, perché non è sempre facile superare dei pregiudizi alle quali poteva essere comunque soggetta la mia figura. E come dicevo prima, anche quello legato all'età, no? Quando si dice in maniera un po' semplicistica che una persona è in grado di fare o non fare una cosa in base a questa. E invece io oggi mi sento di ringraziarli, come dicevo prima, anche a nome di quei tantissimi giovani che si danno da fare per cercare il proprio spazio nel mondo, magari partendo anche da contesti familiari, sociali, territoriali non sempre semplici. È molto semplice, direi di sì, perché insomma lei è molto anche legata al suo ruolo di primo cittadino a Portoviro. Sì, io amo la mia città, Portoviro, e non è stato semplice, perché è chiaro che quando diventi sindaco lo rimani un po' sempre nel cuore. Però la cosa che mi consola è che io oggi posso essere molto più utile alla mia città e anche a tutti quei comuni che sono considerati un po' periferici, e io penso che portare l'esperienza di sindaco di un comune comunque medio-piccolo sia assolutamente utile, un po' anche per tutti quei comuni che cercano in qualche modo, i sindaci, gli amministratori che cercano in qualche modo di dare risposte. Io rassicuro i miei cittadini che non indosserò più la fascia, ma sono comunque sempre al loro fianco e Portoviro nel cuore. Un'eredità anche importante, no? Valeria Mantovà è il nuovo assessore regionale a istruzione, lavoro, formazione e pari opportunità. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato il decreto di nomina questa mattina, segnando il passaggio di consegne con Enneka Donazà, eletta parlamentare europea. Abbiamo mantenuto l'impegno di nominare il nuovo assessore entro fine settembre, ha dichiarato il presidente Zaia. La scelta è ricaduta su una giovane amministratrice, una donna con un curriculum solido e rilevante. Valeria Mantovà ha già ricoperto il ruolo di assessore e sindaco, è laureata in giurisprudenza e vanta una significativa esperienza nella pubblica amministrazione. Una nomina che dimostra come ci sia spazio per i giovani, che considero il presente e non solo il futuro della nostra comunità. Valeria Mantovà, fino ad oggi il sindaco di Portoviro, assumerà la responsabilità delle deleghe su politiche dell'istruzione, diritto allo studio, scuole paritarie ed edilizia scolastica, formazione professionale, programmi comunitari, politiche per il lavoro, pari opportunità, università e ricerca. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Il prossimo 29 settembre, domenica, lo Yacht Club Venezia, in collaborazione con la Lega Navale di Venezia, con il Diporto Velico Veneziano e con il supporto del Marina di Sant'Elena, che ospiterà la manifestazione, celebra i nonni con il trofeo del nonno. La quota di iscrizione dei partecipanti sarà devoluta alla LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Si tratta di una veleggiata che rappresenta un'occasione speciale per celebrare la festa del nonno, accogliendo con entusiasmo tutte le imbarcazioni a vela, al cui timone si dovrà trovare un nonno o una nonna. La regata inizierà alle ore 11, il suo percorso si snoderà attraverso le acque lagunari di Venezia, partendo da Marina Sant'Elena, passando per Poveglia e tornando al punto di partenza.
Al termine della veleggiata tutti i partecipanti sono invitati a pranzo conviviale presso il Marina Sant'Elena, dove si svolgeranno anche le premiazioni. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 26 settembre alle ore 18 presso la segreteria dello Yacht Club Venezia. La quota di iscrizione sarà quindi devoluta in beneficenza alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sostenendo così una causa di grande rilevanza sociale. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Il consigliere regionale Jonathan Montanariello si è rivolto all'assessore alla salute Lanzarin per una questione riguardante un cane, un meticcio apparentemente mansueto, sottratto al suo proprietario e affidato al rifugio APA di Chioggia, a quanto pare da mesi. Il cane sembra sia tenuto in isolamento senza che nessuno stia decidendo la sua sorte, se il ritorno al suo proprietario o sia affidato in via definitiva al rifugio in modo da poter essere adottato. Secondo il consigliere, tale lungaggine non fa bene al cane e costituisce un aggravio di costi per la struttura. Sollecita quindi il sindaco di Cavarzere, competente per la zona di riferimento, di attivarsi. Ecco a voi la risposta del sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari. Beh, ieri ci è arrivato un comunicato di Montanello che parla di un cane qui a Cavarzere. Onestamente non abbiamo avuto neanche tempo di leggere, siamo stati molto presi e volevamo pubblicarlo oggi, ma visto che siamo qui sentiamo un attimo, perché penso che sia informato di questa vicenda. Assolutamente, ma come spesso accade il consigliere Montanariello spara qualche nota forse in cerca di visibilità, ma dovrebbe un attimo studiarsi gli atti e soprattutto andare a leggere quella che è la normativa. Il cane non è stato sequestrato, ma il cane è stato confiscato e la confisca non prevede la restituzione al proprietario per una serie di denunce che erano state fatte. Ma è quello che impediva passare. Arrivederci. Buongiorno. Assolutamente sì, È quello che impediva il passaggio. quello che il cane ha morso tantissime persone, i cani non erano all'interno della recinzione e quindi noi avevamo fatto 2 ordinanze di sequestro dei cani. La prima, dopo 5 accessi con la forza pubblica, non si era riusciti ad avere il risultato sperato. Con l'ultima siamo riusciti a portare via 1 di 5 cani e a seguito di quella confisca del cane il proprietario aveva installato una rete protettiva e quindi avevamo sostanzialmente risolto il problema. E ne era stata informata la Procura della Repubblica e quindi c'era stata qualche mese fa molta attenzione anche da parte della stampa. Spiace però vedere come il consigliere Montanariello, che tanto è attento su queste problematiche, non abbia avuto lo stesso zelo e la stessa enfasi nel esprimere solidarietà al sottoscritto, visto che da quel proprietario del cane sono stato aggredito sotto casa insieme alla mia famiglia e al mio cane e quindi vediamo che tanto da lui quanto dal PD cavarzerano non è giunto nessun messaggio di solidarietà, ma ovviamente fare una solidarietà a un sindaco di un opposto partito politico non crea consenso, magari sparare qualche cavolata su un cane senza conoscere la storia spera che possa avere qualche riscontro. Non è così, mi spiace. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Beh, allora siamo al viaggio Busanera a Cavarzere, abbiamo qua il sindaco di Cavarzere, abbiamo anche il presidente di ATER, il nostro consigliere di Chioggia Fabio Nordio. Ci fa piacere che questo sindaco sfrutti le risorse di ATER. Beh, più che sfruttare le risorse di ATER, sfruttiamo degli ottimi rapporti istituzionali tra enti che devono collaborare per il bene del territorio e credo che questo sia l'esempio più lampante di una collaborazione fruttifera che ha portato ovviamente alla demolizione di questo, o sta portando alla demolizione di questo plesso scolastico abbandonato da tanti anni, che era uno dei siti degradati della nostra città. Con la demolizione riusciamo a risolvere un problema di tanti cittadini che abitano qui a fianco,
che ovviamente si lamentavano dell'incuria, si lamentavano degli animali selvatici che abitavano all'interno e ovviamente anche il colpo d'occhio, potete solo vederlo, non era certo dei migliori. Con la demolizione insomma diamo una nuova vita quantomeno a quest'area e sicuramente sarà un'area che risulterà più decorosa e più bella per tutti i cittadini di Cavarzere. Dottor Nordio, ci dice qualche cifra, tempi, costi di investimento? I costi della demolizione in prima fase sono di circa 150.000 euro, poi seguirà una fase successiva sulla quale penso ci vorrà lo stesso importo. È importante oggi aver dato corso a questa demolizione perché in questo luogo, specialmente in estate, venivano a giocare anche i bambini e quindi diventava pericoloso questo immobile e poteva causare sicuramente dei problemi. Non è stato semplice arrivare oggi a questa delibera di demolizione perché questo immobile, come tanti altri in provincia ma in tutta Italia, era sottoposto al giudizio della sovrintendenza e quindi prima di poterlo demolire abbiamo dovuto avere il parere positivo della sovrintendenza e quindi oggi diamo corso finalmente a una richiesta del territorio che ci è arrivata in maniera importante anche dal sindaco Munari. Grazie. Sappiamo che ci sono anche altre attività di ATER e dell'amministrazione comunale per quanto riguarda l'edilizia abitativa popolare. Sì, diciamo che sono alloggi popolari ma in realtà sono di proprietà del comune. Il progetto Pinqua, che è uno dei progetti più grandi del PNRR che ha la mia amministrazione, oltre 4 milioni di euro, che prevedono la demolizione di 2 siti, uno situato in via Cavour e uno in via Marconi, e la ricostruzione di 18 nuovi alloggi con tutte delle caratteristiche legate ai vincoli che ci impone l'Europa, quindi anche come certificazione energetica saranno molto avanzate. Ovviamente per noi che siamo il secondo comune della città metropolitana di Venezia con più immobili residenziali, di edilizia residenziale pubblica, è un orgoglio poter portare avanti questo progetto Pinqua, che è sulla qualità dell'abitare, anche perché siamo capofila dell'intero progetto della città metropolitana. Quindi speriamo insomma che nel corso del prossimo anno vengano ultimati i lavori, perché si tratta di demolizione con ricostruzione. I tempi di consegna dovrebbero essere 31/12/2025 e rendicontazione al marzo del 26. Sono sicuro, insomma, visto che abbiamo già fatto gli affidamenti e abbiamo sottoscritto i contratti, che a breve partirà la demolizione e quindi la successiva ricostruzione. Grazie, buon lavoro e grazie. Ci fa piacere che il problema dell'edilizia abitativa è una realtà molto sentita in tutto il territorio, da Venezia a Chioggia, tutta la provincia. A Cavarzere ci sono circa 600 alloggi di edilizia popolare, quindi come diceva giustamente il sindaco è il secondo comune dopo Venezia come densità di presenza di alloggi di edilizia popolare, poi viene Chioggia che ne ha circa 500. Quindi... io prima avevo capito, credevo che parlasse della provincia, dice proprio... Secondo comune Cavarzere, primo Venezia dopo Cavarzere. E terzo Chioggia. Tant'è che Cavarzere fa parte dell'osservatorio per la legalità istituito presso ATER, previsto dalla legge regionale di cui io sono il presidente, che ha lo scopo di individuare azioni o strategie per migliorare la qualità di vita dei nostri inquilini e la sicurezza dei nostri inquilini all'interno delle nostre abitazioni. E mi permetto di dire anche il fatto di avere delle realtà abitative sostenibili, perché abbiamo sempre più, questa è una necessità sempre più importante per l'ambiente, quindi il fatto che ATER, mi permetto di rubare un attimo la scena al Presidente, che insomma, abbiamo visto l'intervento che avete fatto a Chioggia per quanto riguarda le case popolari, un grande investimento per diminuire i consumi e fare in modo che per il riscaldamento e per... Ma su questo investimento che fa parte del PNRR abbiamo impiegato circa 4.800.000 euro, aggiungo un'ulteriore delibera che è stata fatta nel CDA di venerdì, dove andremo ad applicare sul tetto dell'immobile in via Pigafetta anche circa 150 kW di impianto fotovoltaico, costituendo quella che sarà la prima comunità energetica su alloggi di edilizia residenziale pubblica in provincia di Venezia.
Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.